Da qualche giorno siamo entrati in zona rossa. A Conegliano oggi poca gente per strada e pochi parcheggi occupati. Noi di QDP News siamo venuti a sentire quello che è lo stato d'animo degli esercenti e dei titolari di quelle attività che sono riuscite a rimanere aperte. La situazione era già difficile prima, adesso è un po' peggiorata perché la gente ha ancora più paura e non esce, e quindi l'asporto noi lo facciamo volentieri, però alla fine della giornata non so se riusciamo a coprire le spese. Questo è. Cosa sperate in questo periodo e nel prossimo futuro? Per questo periodo pensiamo che almeno di riuscire a fare una Pasqua decente, e per il futuro che la situazione si sblocchi, che riusciamo a stare tutti meglio e quindi a ritornare alla normalità, se mai ritorneremo. Decisamente è un'impresa lavorare in questo modo, però d'altra parte non abbiamo altre alternative perché aiuti ancora non ne abbiamo visti, e quindi riusciamo non ad andare avanti, ma almeno a coprire qualche spesa col minimo asporto che facciamo, visto che non è contemplato negli italiani l'asporto per un bar. Il momento è molto drammatico per tutti quanti, perché comunque non c'è lavoro, non c'è gente che gira, la gente non può muoversi. Lavoro di più io durante il pranzo, perché faccio pranzi da asporto, come colazioni zero, perché comunque la gente è a casa o tanti lavorano da casa, quindi non hanno modo di uscire. E io tengo aperto solamente fino alle 2, chiuso sabato e domenica, perché comunque non vale la pena fare ulteriori spese anche di gestione, no? Ma noi facciamo il servizio per asporto, però c'è poca gente, non si vede gente che cammina, c'è poca gente, forse hanno paura. Comunque qualcosa riusciamo a fare, ma non alla sera, poi dopo le 6 è già tutto morto, non c'è nessuno, c'è poca gente. Allora, è una zona rossa un po' strana, vedo persone che passeggiano però hanno paura di entrare, per paura che magari vengano messe delle multe, quando in realtà qua è tutto a norma, quindi si entra uno alla volta, si può prendere il caffè da asporto, bisogna bere lontano dai bar, però è fattibile come cosa, non è il massimo, però vedo ancora poca gente che non è ancora entrato bene questo spirito dell'asporto. Con il cibo sì, perché stiamo lavorando anche abbastanza bene a pranzo e anche a cena stiamo spingendo, però con il caffè o gli spritz aperitivi ovviamente no. Per quanto riguarda la nostra attività siamo comunque contenti perché l'attività continua ad andare bene, i clienti continuano ad arrivare, il periodo sicuramente favorisce la lettura. Dopo, per quanto riguarda il passaggio di gente, effettivamente da quando siamo diventati zona rossa il passaggio di gente è molto inferiore rispetto alla scorsa settimana, questo è indubbio.